Buonasera a tutti, buonasera. Io sono Giuseppe Barla, faccio parte dell'Associazione Culturale Valleprino Torrazza e con grande piacere ho raccolto l'invito di Giovanni a essere presente, a partecipare alla promozione di questa sua ultima fatica. Racconti davanti al focolare, Viaggio sui sentieri della memoria, la seconda, edizione. Molto brevemente darei la parola al sindaco di Civezza, Maria Maddalena Ricca, per un saluto. Buon pomeriggio e benvenuti a tutti. È un piacere a pochi giorni dal 25 aprile avere qui con noi Giovanni Gandolfo che ci illustrerà il suo libro Racconti davanti al focolare, racconti e testimonianze di uomini, donne e ragazzi durante la resistenza nel Ponente Ligure. Grazie, buon ascolto. Grazie signor Sindaco. Darei ora la parola al Presidente dell'Istituto Storico Resistenza, Giovanni Rainisio. Prego. Un breve saluto e un buonasera a tutti e buona Pasqua a tutti. Vorrei prima di tutto ringraziare il Comune e le associazioni che hanno organizzato questo incontro perché credo sia importante nell'80° anniversario della liberazione, fare una breve riflessione, una semplice riflessione, ma comunque ricordare e riflettere su quello che è successo 80 anni fa. Penso che il libro ristampato, la seconda edizione, sia un libro molto, molto bello da leggere, che fa riflettere perché mette in evidenza tanti piccoli episodi della Resistenza che passano per secondari, tra virgolette, ma che secondari non sono, che sono l'essenza della guerra di liberazione, perché noi ricordiamo la guerra di liberazione sempre come un insieme di grandi battaglie, di scontri, di eccidi, che sono sicuramente la punta più importante e decisiva della guerra di liberazione, ma la guerra di liberazione è stata importante proprio perché è andata in profondità, proprio perché ha toccato in profondità le persone, i contadini, gli operai, i giovani, gli intellettuali, le donne, insomma è riuscita purtroppo per i problemi che ha posto a cambiare la mentalità della gente. Molti dicono che i 20 mesi della Resistenza sono riusciti a sconvolgere il nostro paese. In 20 mesi dopo 20 anni di dittatura fascista sono riusciti i partigiani e tutto il movimento di liberazione a cambiare nel profondo la mentalità del nostro paese e di un'Italia che era monarchica, fascista e autoritaria, e nel giro di 20 mesi poi è diventata una repubblica democratica avanzata. Questo, voglio dire, è stato, come si dice, un miracolo che ovviamente deve ancora essere completato, 80 anni, perché la guerra di liberazione ha dato il via a un nuovo regime democratico, a una nuova società, però è evidente che la democrazia non è approvata e vissuta e conquistata una volta per sempre, ma la democrazia, lo dice la parola stessa, vive di continuo rinnovamento, vive di continuo apertura, vive di continue trasformazioni. Se la democrazia si ferma, se la democrazia non è in grado di acquisire le novità, di dare nuovi diritti, se la democrazia non è in grado di comprendere e fare proprie le nuove esigenze, i nuovi aspetti culturali, la parte più avanzata del paese, certamente regredisce. Oggi siamo in un momento dove viviamo un momento un po' di stasi, statico, nella quale c'è il rischio di degenerazione della democrazia in tutto il mondo, e noi siamo qui proprio per testimoniare invece la necessità che le democrazie si aprano, che le democrazie riescano a interpretare le novità del mondo e a ricomprendere tutto quello che di nuovo c'è. La democrazia vive se è capace di fare questo. Io credo che questo è stato uno degli insegnamenti più importanti della guerra di liberazione e dell'attività partigiana, perché il rinnovamento è stato
al centro della guerra di liberazione. Noi siamo passati, come si diceva, da 20 anni di dittatura a una repubblica, a ricostituire i comuni, a far votare le donne, a attuare la Costituzione, quindi un regime nuovo. La guerra di liberazione non ha portato alla situazione prefascista, la guerra di liberazione ha portato a una grande novità che l'Italia non aveva mai avuto, perché le donne non avevano mai votato, la democrazia nel nostro paese non era mai esistita, e quindi è stata, come dire, un salto di qualità notevole, un miracolo, qualcuno dice. E questo è dovuto proprio a questa voglia che avevano i partigiani e tutto il movimento che c'era dietro di rinnovare fortemente il nostro paese. L'ultima cosa che volevo dire è questa. In questo libro ci sono tanti racconti, inizialmente erano 29, poi nella seconda edizione Giovanni lo ha ulteriormente allargato e riempito di altre iniziative. In questo libro si capisce proprio come la Resistenza si è articolata, come si è sviluppata, come ha vissuto quei 20 mesi. E credo che la cosa fondamentale che abbiamo imparato e che noi dobbiamo mantenere è quello del concetto dell'unità antifascista, cioè in questi episodi si vedono come gli scout, gli operai, i contadini, le donne, gli intellettuali, come dire, tutti insieme, pur avendo diverse mentalità, diverse culture, diverse ideologie, sono riusciti a mettersi insieme con l'obiettivo di costruire un nuovo Stato, una nuova democrazia. Oggi noi siamo nella situazione, secondo me, nella quale tutti coloro che vogliono mantenere la democrazia, svilupparla, darle dei nuovi contenuti, arricchirla, devono stare insieme al di là delle differenze ideali, al di là della cultura di ognuno di noi, ma mettere davanti a tutto, come dire, l'antifascismo, la difesa della democrazia, perché questa è la cosa più importante che questo libro ci insegna e la guerra di liberazione ci ha dato. Quindi io vi pregherei di leggerlo, perché pur raccontando cose semplici è importantissimo leggerlo e soprattutto raccontarlo ai propri nipoti e ai propri figli. Grazie. Grazie Giovanni. Quindi inizierei questa conversazione partendo da un fatto. Una mattina scendo con la macchina da Torrazza e ricevo una telefonata da Giovanni Gandolfo. Telefonata straordinaria, un entusiasmo incredibile, e rileggendo poi la prefazione alla seconda edizione, leggo quello che scrive di te Nanni Perotto, no? che ti definisce giovane rivoluzionario. Io devo dire che in quelle parole mi ritrovo, giovane per l'entusiasmo, Giovanni, che ho provato in quella telefonata, e rivoluzionario perché effettivamente non è facile in tempi in cui si parla a spot, contano i follower, contano diciamo, i messaggi brevi, immediati, che colpiscono. Invece portare delle storie che invitano a riflettere, a pensare, a contestualizzare. E quindi in questo mi ritrovo perfettamente. La prima diciamo, domanda che vorrei farti è proprio questa, diciamo. Questa seconda edizione, che nasce con questo entusiasmo, perché nasce? Da cosa nasce? Anzitutto vi ringrazio di avermi invitato qui, e devo dire che è un ripetere, perché la prima presentazione della prima edizione del libro è venuta qua, quindi proseguiamo una bella tradizione. Francamente non volevo scrivere una seconda edizione, e poi sono accaduti dei fatti. Il primo è stato una presentazione fatta alla Fiera del Libro a Porto Maurizio, che alla fine mi si avvicina una persona anziana accompagnato da due giovanotti, viene, mi abbraccia e si mette a piangere e mi dice: io sono Emilio, il fratello du Preve Badin di Conio, e tu hai raccontato un episodio eroico di cui mio fratello era stato attore. In 70 anni nessuno aveva mai raccontato. Ecco, questo è già stato un motore, cioè un mese dopo, fra l'altro, Emilio è mancato.
E quindi sono rimasto colpito. Ecco, un racconto molto semplice di un fatto che un sacerdote il 29 dicembre del 1944 fa a Conio e salva un ragazzino dalla furia nazifascista, ecco, nessuno l'aveva mai raccontato. Allora questo già, diciamo, mi ha stimolato. E poi ho ricevuto una telefonata, Franco Acquarone, figlio di Matilde Moretti, che mi dice: ti ringrazio perché hai messo 2 racconti di mia mamma nel tuo libro. Ma io ne ho altri racconti di mia mamma. Dammi solo il tempo perché devo andare a cercare nei bauli, non so dove sono, ma li troverò. E quando mi ha portato 3 racconti di Matilde Moretti, Un partigiano fra i papaveri, Il biondino e L'asso di cuori, mi pare, La dama dell'asso di cuori, io sono rimasto basito. Ho letto molti libri, ma dei racconti così belli ritengo che solo una mano femminile di una giovinetta di allora poteva scrivere. Ecco, allora questi fatti mi hanno spinto a prestare attenzione anche a altri episodi, quelli legati per esempio anche a Giorgio Lavagna, al partigiano certo. Tigre di Torazza. E quindi ho detto sì, occorre questi piccoli racconti andare a riprendere. In più aggiungo questo, che il libro è scritto, io l'ho scritto da nonno per la nipotina, per le nuove generazioni, quindi ho cercato di scrivere un libro che stimolasse nei giorni di oggi l'attenzione per un periodo che magari a scuola non si fa, è un po' difficile che nella storia a scuola si arrivi anche a parlare della resistenza del periodo della seconda guerra mondiale. Ecco, i motivi principali sono quelli lì. La resistenza, io sono profondamente convinto, è un insieme di tante piccole storie, certo anche di grandi episodi, però se la resistenza è riuscita ad arrivare vittoriosa alla fine è perché un po' tutte le categorie della nostra popolazione, anche dell'entroterra e non solo, hanno partecipato, ognuno come ha potuto, ognuno magari per una decisione presa in un momento topico, però è un fatto corale. Allora inizierei questa conversazione partendo da un luogo che riveste una grande importanza, diciamo, il viaggio sui sentieri della memoria. Questo luogo è il santuario dell'Acqua Santa a Montalto lì avvenne un eccidio che poi inizialmente forse non fu ben inquadrato, eccetera. Quindi nel tuo lavoro c'è quella ricerca poi storica che ha portato alla luce quello che gli avviene. Partirei da quel luogo lì, Giovanni. 17 agosto 1944. Ci sono 2 sacerdoti, un sacerdote Don Stanislao Bartus, lituano, e un chierico Mario Bellino della Congregazione di Cristo Re di Imperia e dell'Istituto Caritas. Lì l'Istituto Caritas. Gli imperiesi sanno cos'è l'Istituto Caritas. Una volta i vecchi dicevano gli orfanelli di Don Glorio e poi l'Istituto Caritas. Si calcola che siano passati dal Caritas circa 10.000 bambini. 10.000 bambini. E sono stati tirati su e non solo gli è stato dato da mangiare e da bere, ma sono stati avviati fino al lavoro da sacerdoti incredibili, da Don Santino Glorio, il fondatore, da Don Luigi Morelati, da Don Mauro Vezzi. Ecco, io per molti anni non conoscevo i fatti della Madonna dell'Acqua Santa. Poi è stato Don Mauro, che era anche assistente scout, tra l'altro, che un giorno mi ha raccontato la storia di questi 2 religiosi. Don Glorio nel 1944 aveva molti problemi, uno dar da mangiare e da bere molto manualmente a un centinaio di bambini e un altro quello di salvarli dai bombardamenti, perché Oneglia, voi sapete, era una delle zone più importanti d'Italia come fabbriche, ma anche perché aveva le carceri erano non solo carceri, era molto di più. E quindi si era posto il problema di mettere in salvo i ragazzi e aveva trovato una sistemazione per una quarantina di loro a Vestagno e poi gli avevano detto che a Montalto, al santuario della Madonna dell'Acqua Santa, c'era un posto dove forse potevano essere ospitati degli altri ragazzini. Si mette d'accordo col parroco Don Lanteri e a partire da febbraio del 1944 un gruppo di suore, una ventina di bambini e 2 religiosi
un sacerdote e un chierico che sta per diventare sacerdote vanno alla Madonna del Quarsanta. È un posto topico perché è un crocevia. Dalla Madonna del Quarsanta si sale al Passo della Vena, il faudo ce l'abbiamo qui se non sbaglio, ok? E dal Passo della Vena si arriva in 448 al Monte Faudo, alla Monte Follia. E quindi voi sapete che la zona del Monte Faudo, come tutta la Valle Impero, la Valle Prino, era un luogo dove c'erano molte bande partigiane. E quindi sicuramente questi partigiani passando lasciavano anche qualche pagnotta nonostante la fame che avevano a questi orfanelli. Quindi c'era probabilmente anche un rapporto tra i sacerdoti, i partigiani che passavano di lì e gli orfanelli. Poi ci sono stati altri fatti, non me la faccio lunga, c'è stato anche un episodio, anzitutto Don Stanislao, il pane lo andava a prendere a piedi dal santuario della Quarsanta, passando dal Passo della Vena, scendendo Dolcedo, andando in Imperia a prendere il pane e a riportarlo su, ecco, per dire, non è che fossero cose molto semplici. E quindi lui passava anche in mezzo a zone dove c'erano molti partigiani e questo non era sfuggito ai tedeschi e ai fascisti. Don Santino Glorio rimane gravemente ferito in un bombardamento alleato del luglio del 1944. Don Luigi Morellati, che era il suo figlioccio, sta per prendere messa, gli dicono che Don Santino è gravemente ferito, corre, lo soccorre e sta con lui, abbracciato a lui fino a quando muore fra le sue braccia. E la prima messa di Don Luigi Morellati è la messa in presenza della salma del suo padre spirituale, del suo ispiratore. Don Stanislao parte dalla Madonna della Quarsanta e a piedi, non so se dal Passo della Vena o più probabilmente da Taggia, Badalucco, Taggia eccetera, va al funerale e rientra. Nel rientrare si trova in mezzo anche un episodio di scontro tra partigiani e tedeschi. Arriva alla Quarsanta dove sono le suore, dove sono i bambini e capisce che le cose non si stanno mettendo bene, anche perché il paese è stato attaccato con mortai dai nazifascisti e ci sono stati anche dei morti, quindi capiscono che la situazione è pesante e sta un po' sull'attenti. Poi a un certo punto, il 17 agosto, dal paese arrivano le donne e le giovinette del paese che cercano un rifugio perché tutti dicono che stanno per arrivare i tedeschi e c'è il timore anche che succeda qualcosa di grave. Qui siamo vicini a Torre Paponi, 28 uccisi, due sacerdoti bruciati vivi dopo che sono stati cosparsi di benzina perché hanno suonato le campane a martello quando si stavano avvicinando i tedeschi. Questo è il motivo per cui sono stati uccisi. Ecco, quindi la situazione è pesante. Don Stanislao la prima cosa che fa Don Stanislao nasconde le donne e le giovinette del paese in una grotta sotto il santuario della Quarsanta perché in tutti i modi vuole salvarle, vuole evitare che venga fatto del male. E poi aspetta, arrivano i tedeschi con i fascisti, capisce subito che le cose si mettono male, lo strattona, viene strattonato, lui parla tedesco, cerca di capire, a un certo punto ha un grande timore che vengano uccisi anche i bambini. E allora grida: i bambini no, e riesce a convincere i tedeschi che i bambini vengano chiusi nel santuario. Dopodiché vengono uccisi Don Stanislao Bartus lituano e Mario Bellino, che stava per diventare sacerdote, a colpi di fucile, di calcio di fucile in testa. Muoiono uno sopra l'altro. La carta d'identità insanguinata di Don Stanislao, Don Mauro Vezzi, alcuni anni dopo, l'ha portata all'Istituto Storico della Resistenza. È lì. La carta d'identità sanguinata di Don Stanislao e l'Istituto Storico. Nessuno può dire che non sia successo quello che è successo, però hanno ottenuto i due religiosi che i bambini non venisse torto un cappello. Aggiungo questo. Tutti i 17 agosto la gente di Montalto va al santuario della Quarsanta per ricordare Pellicini. 2023
come tutti gli anni c'è anche il parroco di Cristo Re e c'è una suora e una signora anziana che io conosco, Maddalena, tutti in parrocchia la conosciamo come Maddalena, un'orfanella che quando i due sacerdoti sono diventati vecchi è stata lei che li ha accompagnati gli ultimi anni della loro vita, io la conoscevo per quello. Verso la fine della cerimonia si fa avanti e dice: io sono una di quegli orfanelli. E abbiamo saputo lì che Maddalena era una di loro, 6 mesi dopo è mancata. Se lo sentiva, ha voluto il suo segreto confessarlo a tutti. Ecco, aggiungo solo una cosa. 2 giorni prima di morire, il chierico Bellino di Cerisola scrive una lettera commovente che è in questo libro alla madre. E praticamente le dice: se riceverai questa lettera, la riceverai da qualcuno che ti dirà che io sono morto. Quindi, in un certo senso, quel martirio, quei 2 religiosi se lo sentivano. Ci sono tante altre figure di parroci in questo libro, tantissimi. Don Santino Glorio li abbiamo nominato, Don Martini, Don Paolo Regis, Don Morellati, Don Angelo Strazzi, Don Celestino Ricci, eccetera, altri. Questo dal mio punto di vista cosa vuol dire? Io che vivo in una piccola comunità di Torrazza, ancora adesso c'è questo sentimento, no, che unisce, diciamo, la comunità a quello che è diciamo, il parroco, quello che è l'attività religiosa. Forse ora ancora di più perché è meno tradizione ed è più, diciamo, più sentita. E tutti questi, potremmo raccontare episodi di tutti questi, ma ci dilungheremo credo troppo, no? C'è uno che mi ha colpito in particolare, che ascoltando poi quello che ha detto Giovanni Ranisimo mi ha riportato, perché comunque l'incontro a questo capo garibaldino che è Don Ambrogio Ceriani, che è stato cappellano partigiano, no? Quindi queste 2 figure opposte, diciamo, dal punto di vista politico, no? Perché sicuramente uno era ateo, diciamo, comunista, diciamo, e questo incontro avviene ai Giuseppini. Giuseppina Fondura, sì. Sì, ti puoi dire qualcosa su questo? Che allora, Don Ceriani, uno di quei parroci, uno di quei sacerdoti vulcanici, no? Proprio incontenibile. Tanto incontenibile che quando era a Astia, Alba, è andato con i partigiani e ha detto: io non posso non esserci. È andato in una formazione garibaldina. Tenete conto che nelle Langhe, contrariamente alla vulgata, perché normalmente chi non ama i partigiani dicono che erano tutti comunisti. Basterebbe leggere il partigiano Johnny di Beppe Fenoglio, lui era liberale, per bene che andasse. E nelle Langhe comunque le formazioni più diffuse erano quelle badogliane, i fazzoletti azzurri, no? Quindi lui va e va, non si sa bene perché, comunque va in una formazione garibaldina e fa tutto il periodo, i vari mesi, no? E riesce anche, un fatto eccezionale, a ottenere dagli inglesi alcuni lanci di viveri e armamenti anche per la propria banda, che erano garibaldini, perché diciamocele queste cose, gli inglesi alla mezzaluna i lanci li lanciavano più volentieri per le formazioni badogliane, no? Non per i garibaldini, cioè, insomma, c'era già un po' di politica anche allora, è inutile nascondercele queste cose. E riesce Don Ceriani anche a ottenere alcuni lanci anche per loro. Poi ha avuto un ruolo così importante che gli ultimi mesi, nel periodo in cui oramai il fascismo stava crollando, il vescovo l'aveva incaricato di fare da mediatore tra partigiani e fascisti per evitare che ci fosse un bagno di sangue, e questo Don Ceriani lo ottiene. Quindi a Asti, diciamo, il tutto è avvenuto senza episodi gravi da questo punto di vista, e anzi è stato nominato prefetto per alcuni mesi. Per alcuni mesi Don Ambrogio Ceriani è stato di fatto il prefetto di Asti. Dopodiché, cioè, forse anche un po' gli oblati di San Giuseppe hanno capito che questo era un po' un tipo tosto, no? Parliamoci chiaro, e l'hanno allontanato da Asti, L'hanno mandato prima a Napoli, dove fra l'altro se l'è preso anche con la camorra, no? Poi hanno capito che era talmente vulcanico che correva dei rischi, e l'hanno rimandato su, ed è venuto alla Fondura i Giuseppini di Porto Maurizio. Io l'ho conosciuto lì, un sacerdote incredibile. Gli ultimi anni della sua vita, fra l'altro, ha dato vita a un'infinità di iniziative, il Circolo Borgo Fondura, chi più ne ha più ne metta.
gli ultimi anni della sua vita, questo lo racconta Giacomo Raineri, Giacomo, sì, Giacomo, sì, sì. che era molto amico di Don Ceriani, e gli ultimi anni della sua vita riceve la visita del comandante partigiano della banda in cui era, che con alcuni vecchi altri partigiani viene e gli porta una medaglia. Gli dice: guarda, noi eravamo atei, eravamo di fede politica diversa dalla tua, però la resistenza l'abbiamo fatta assieme. Questa medaglia è per ricordare il legame che c'è stato tra te prete e noi partigiani come te. Credo che sia opportuno ricordare, insomma, anche nell'80° anniversario della liberazione, una figura secondo me molto importante, che so che anche per te è molto cara, che è quella di Don Giovanni Minzoni, che nel 1923, proprio perché non si sottopose, diciamo, a quelli che erano i diktat dei loro fascisti della sua zona, fu preso a bastonate e fu ammazzato. Parliamo dello scautismo, perché lui fu, so che è un tema a te molto caro, no Giovanni? Perché sì. Tu sei stato e sei. Si è scout una volta, lo si è per sempre, come si è alpini una volta, lo si è per sempre. E quindi nel libro vediamo però questa attività anche degli scout portorini, cioè ci sono 2 o 3 capitoli che parlano di questo. Ora sinteticamente, se ci puoi dire qualcosa, qualche episodio che io ho letto che trovo molto bello. Sì, beh, gli scout sono dei pochi movimenti giovanili che è presente in tutto il mondo, sotto tutte le religioni e in tutti i paesi. Non so se a volte vi capita di vedere qualcosa in Israele, Palestina, eccetera, gli scout li vedete sempre, voglio dire, e sono per la pace. E quindi è un movimento giovanile molto, si basa su dei principi, inutili adesso che ne parli, che sono attualissimi. E indubbiamente alla fondura, ecco, lo scoutismo anzitutto è stato un generale inglese che ha fondato lo scoutismo, Lord Baden-Powell. La prima città in cui è arrivato in Italia lo scoutismo non poteva che essere Genova, 1907. Nel 1912 abbiamo prove che era già Imperia. Abbiamo anche prove che l'inno nazionale degli scout di allora l'ha scritto Angelo Silvio Novaro, non so se gli dice qualcosa. E alla fondura, i Giuseppini alla fondura è venuto i Giuseppini hanno mandato, oltre i Ceriani ne avevano altre di cartucce nella loro che era Don Possavino. Don Possavino, l'opposto di Don Ceriani, non una persona mite. Io gli ho servito messa per un anno alle 7 di mattino. Penso che sperasse che diventassi sacerdote, immagino, perché poi quindi l'ho conosciuto molto bene. Però non sapevo niente di lui, poi l'ho letto nei libri. Don Possavino, appena arrivato alla fondura, ha messo su il gruppo degli scout cattolici. E poi, quando il fascismo, con le prime leggi fascistissime, ha stabilito che solo lo Stato e solo il fascismo potevano educare i giovani, quindi neanche più le associazioni cattoliche potevano svolgere il ruolo, Don Possavino ha detto non ci sto, anche perché i ragazzi hanno detto ma come? Noi scout non possiamo più fare la nostra attività. E non l'hanno più fatta in divisa, l'hanno fatta sotto l'emblema di San Giorgio Calcio. L'associazione San Giorgio Calcio e Giuseppina la fondura c'è ancora adesso. San Giorgio è il protettore degli scout, non è un caso. E quindi sotto quelle mentite spoglie continuavano a fare attività. Poi i fascisti se ne sono accorti, sono andati dal vescovo Cambiaso all'Albenga, prima il vescovo Cambiaso ha cercato di convincere Don Possavino, dopo detto, ma io come faccio a tenere questi ragazzi? Questi ragazzi l'attività la vogliono fare, vogliono continuare a essere scout, però alla fine hanno imposto di cessare e hanno cessato, ma gli scout se la sono legati qui. E cosa succede? E uno di loro, fra l'altro la famiglia non lo sapeva, uno di loro, Bellotti, è il nonno della Bellotti, consigliera comunale Imperi. E in segreto anche dalla famiglia lui faceva, come si chiamavano i GAP? I GAP, cioè portava volantini eccetera. L'ha saputo il figlio maggiore che è mancato 2 mesi fa, molti anni dopo, e viene da me e mi dice ma tu di mio padre sei qualcosa? No, io so che erano gli scout perché me l'hanno raccontato eccetera. C'è anche qualcuno che mi ha detto che erano un gruppetto che forse facevano attività antifascista.
e gli aveva detto Corradino Zanasso, che era nelle formazioni partigiane di Mattei, se non ricordo male. Allora lui ha fatto un po' di approfondimenti e ha chiesto alla madre: ma mamma, papà era armato? Sì, aveva una pistola. Ma aveva la pistola? Sì, ce l'aveva solamente in quel periodo lì. Ma c'erano dei volantini? Sì, sì, a volte usciva di notte, di sera, anche se c'era coprifuoco, e andava in giro. Ecco, lo scout Pietro Bellotti, il partigiano l'ha fatto molto semplicemente in questo modo, andando a mettere volantini, andando a portare materiale. Questo è stato un... Poi devo dire che dire scout, dire Don Minzoni è il primo martire cattolico del fascismo. Lui a Argenta, provincia di Ravenna mi pare, sì, non scioglie neanche lui, non scioglie il gruppo scout, ha un'infinità di iniziative, uno di quei preti vulcanici che sapeva fare di tutto, un trascinatore. A rientro dal campo scout, personaggi anche notevoli, mi pare Balbo che fosse il capo, erano del gruppo di Balbo, sì, che storicamente poi è stato c'è qualche piazza anche intitolata Balbo, ecco, sono cose che mi indignano. Lo aspettano di notte, la sera che gli scout sono rientrati dal campo, lo ammazzano a bastonate. Questo è il fascismo. Don Minzoni è il primo martire cattolico, poi l'anno dopo Matteotti. E gli scout a livello nazionale stanno raccogliendo firme per fare in modo che ci sia la beatificazione, perché non c'è bisogno di fare miracoli per essere dichiarati beati. Anche i due sacerdoti, i due religiosi sì, dell'Acqua Santa, c'è una raccolta di firme perché vengano riconosciuti come beati, perché se tu arrivi al martirio è il segno più evidente della santità. Non so se ti ho risposto. No, le Aquile Randagge erano gli scout che facevano resistenza, diciamo a modo loro, no? Però in Lombardia in modo particolare. Dire Aquile Randagge è dire Lombardia e dire Lago di Como, e dire Colico, perché facevano i campi in segreto a Colico, ma dove anche a Colico arrivavano le famiglie di ebrei che venivano portate attraverso la Val Cordera in Svizzera. E quindi diciamo ci sono tutta una serie di episodi di questo tipo che ci ricordano che gli scout sono stati anche partigiani. Voglio ricordare che poi nel libro ci sono tante foto, tanti dei documenti anche importanti che è bello consultare, è bello vedere, e sono, diciamo, abbinati alle storie, insomma, che tu racconti, ai capitoli che sono stati realizzati. Ci sono molte foto anche di questi cippi che spesso noi troviamo, no, camminando, e non sappiamo attribuire magari a un fatto preciso, a un fatto che magari non conosciamo, e credo che una delle cose che ad esempio io faccio, con cui ho parlato con te, no? Camminare in silenzio, no? In quei luoghi, dopo aver letto chiaramente cos'è successo lì, sia un momento, diciamo, un momento quasi spirituale, no? Che ci avvicina a quello che è stato. Tu mi hai raccontato un episodio un po' intimo, non so se hai voglia di parlarne in questo contesto che ti è accaduto, diciamo, sul Monte Faudo, voglio dire, ma in cui mi ritrovo, ecco, diciamo. Sì, tutti questi episodi, come ho detto, li ho raccolti per la nipotina, che ringrazio, che è qui presente, e per i giorni di oggi, tante piccole storie. Così, cioè, io amo andare a visitare i cippi in autunno e da solo. In genere quando vado so già cosa è successo lì. E al cippo del Monte Faudo è qui, ci ha accompagnato Giuseppe Franciosi, anzi questo è il papà di Giuseppe Franciosi, quello che sembra una ragazza, sembra una ragazza, anzi le sue azioni partigiane le faceva travestito da donna e ci cascavano i tedeschi, e quindi gli ho detto: guarda, al Monte Faudo mi ci devi portare tu. Era un autunno, una giornata bellissima, si vedeva dalla Corsica, le Alpi Marittime, una cosa, paesaggi che solo noi Liguria abbiamo. Quando sono arrivato lì dal cippo gli ho detto: adesso però tu per piacere vattene, perché
cioè non gli ho detto vattene, lasciali solo. E ho letto i nomi sulle 4 facciate del cippo. Nel vento mi è parso di sentire delle voci. Perché ci avete lasciato soli? Questo era un grido di condanna, giusto? Perché l'episodio, di fatto, quei 13 contadini uccisi barbaramente mentre facevano il fieno, col permesso che gli aveva lasciato il podestà di andare a facciare il pieno, forse si sarebbero aspettati che i partigiani magari li difendessero. Ecco, c'è un po' questo aspetto, no? Che sono morti da soli. C'è un altro cippo, sono altri cippi a cui sono legato. Un altro è nella borgata Revelli di Tavore, perché noi scout molti anni fa facevamo molta attività nell'entroterra di Tavore. Passavamo sempre, a volte ci arrivavamo anche di notte, non nei casoni, andavamo a dormire nei casoni. E tutte le volte dalla frazione Revelli passavamo vicino a questo cippo che è in mezzo al bosco, in un posto dove non ci passa nessuno. E parla di un padre che salva il figlio. E allora poi ho chiesto a mio padre mi ha detto sì, deve essere, mi ricordo, è successo qualcosa di un bambino salvato dal padre. Allora poi mi sono documentato, Balestra mi pare. Balestra, sì. Tanto a Tavole, ecco, a proposito del sacerdote, c'era un altro sacerdote, Don Celestino Ricci, Miriam, la tipografia partigiana era lì. Era lì, sì. E Don Celestino Ricci la custodiva. Poi, fra l'altro l'inciso, Don Celestino Ricci dopo la liberazione, insomma, sono venuti momenti difficili, forse qualcuno gli ha detto perché, qualche vescovo gli deve aver chiesto perché ha fatto il partigiano, l'hanno un po' rimproverato e si è espretato. Don Celestino Ricci, io lo chiamo ancora così, per tutta la vita ha fatto l'ufficio vertenze della CGIL. E all'ufficio vertenze della CGIL, se ci andava qualcuno che aveva una causa non proprio cristallina, lo mandava a quel paese. Cioè, per me Celestino Ricci della Camera del Lavoro di Imperia era ancora Don Celestino, cioè proprio la classica figura del parroco di Campania. E quindi adesso mi sono perso, quindi intervengo io, Giovanni. Allora, ora voglio introdurre invece un discorso su quello che sono state le donne nella Resistenza. Intanto voglio dire che se Giovanni mi corregga se dico una cosa errata, che il 23 aprile alle 17 mercoledì presso, diciamo, la Biblioteca Civica di Imperia sarà presentato un libro che si chiama Le protagoniste, di Daniela Cassini, Gabriela Badano e Sara Loiacono, e parlerà una ricerca proprio sulle donne che hanno fatto la resistenza nelle nostre zone. Questo è un pezzo forse che mancava e quindi invito chi potrà partecipare. A proposito di quello, volendo introdurre una figura femminile che mi ha colpito molto, che nel libro di cui si parla, te ne ha parlato, è nei libri del Partigiano Tigre, mi pare, nei documenti che tu sei riuscito ad acquisire. Vi ruberei solo un minuto per leggere un'introduzione a un libro che è La resistenza delle donne, della Tobagi, che io trovo incredibile per la forza che ha e ci introduce, secondo me, perfettamente in quello che poi ti darò l'assist di parlare. C'è una foto con una decina di donne giovani, sembrano molto innocue, molto solari anche, e a fianco la Tobagi dice: guardatele, direste mai che sono impegnate in una guerra? È il loro punto di forza, l'arma segreta. Nessuno sospetterebbe del viso giovane incorniciato dal colletto bianco, da commessa timida, di una maestrina occhialuta in sottana scozzese e calzettoni, della bellezza che guarda trasognata a labbra dischiuse coi capelli al vento. Sono solo donne, quindi creature fragili, vanitose, pettegole, tutte nervi, incapaci di nuocere ma anche di tenere un segreto, destinate a sposarsi, buone solo a fare figli, a servire, a decorare i salotti, a dar piacere al maschio, gratis o a pagamento. Le contadine poi, cosa vuoi che capiscano, semi-analfabete, strappate alla scuola per faticare a sostegno della famiglia,
come le operaie delle filande, dei tabacchifici, delle fabbriche tessili, muli da sfruttare, pagandole sempre meno degli uomini. E loro zitte, con la furbizia di Penelope, trasmessa di generazione in generazione, maturata nei pensamenti di milioni di donne intelligenti, anche se non hanno potuto affinarsi sui libri, mai rassegnate, sorridono, dissimulano, fanno spallucce, sanno come cavarsela all'occorrenza. Ognuno a modo suo, arte antica, puro teatro. Sei bruttina, nessuno ti guarda, sarà la tua salvezza. Sei bellissima, sono stupidi, li fregherai scoprendoti appena, come una stirpe di sirene prima di te. Ti sottovalutano, bene, li prenderai la sprovvista. Sorridi, annuisci, disfa la tela sotto banco, sorridi e prepara l'attacco senza fartene accorgere. Meravigliosa ironia, le partigiane prendono la retorica della femminilità morbida e rassicurante esaltata dalla propaganda fascista e gliela ritorcono contro. Non era mai successo prima che le donne entrassero in scena da protagoniste, non così numerose e di ogni condizione sociale. Vorrei che mi parlassi della partigiana Fernanda. Di Fernanda e poi di Matilde Moretti. Fernanda vede ucciso, fucilato il suo ragazzo, che era partigiano, e decide subito di prendere il suo posto e chiede alle bande partigiane che sono in Valprino di poter partecipare. Lei non imbraccia mai un fucile, mai una pistola, non combatte mai, cura i feriti e prega. La sua funzione durante tutta la guerra partigiana è stata quella. Opera prevalentemente in Valleprino. Finita la guerra, sente che deve continuare in un certo tipo di impegno e si impegna negli anni 50 alla Camera del Lavoro di Imperia. Fa la sindacalista per alcuni anni. Poi sono anni difficili, che c'è poco lavoro, emigra e va a Bruxelles e lavora a Bruxelles. Però non si limita a lavorare, anche lì ci sono gli italiani emigrati, sfruttati nelle miniere, nella siderurgia, e quindi lei si prodiga per difenderli ed è in prima fila per difendere le cause perse. In Spagna c'è ancora il regime franchista. La dittatura in Spagna è durata a lungo. A un certo punto c'è un giovane cattolico che sta per essere garrottato dal franchismo. Scrive una lettera a Paolo VI, al Papa, e ottiene da Paolo VI un suo intervento che riesce a salvare questo giovane spagnolo. E poi diventa presidente della Repubblica Sandro Pertini e gli scrive. Ed è lieta di questo e si avvia poi a finire la sua vita e muore a Bruxelles con un impegno che è durato tutta la vita a difendere gli ultimi. Chiede però, ma ha lasciato detto, di essere seppellita in Imperia. I suoi funerali sono avvenuti in Imperia e quindi la partigiana Fernanda è un'altra di quelle figure di cui si parla poco. So che la famiglia, dopo che ha letto il libro e visto la fotografia, perché c'è anche la sua fotografia, mi ha fatto arrivare da Natalino Trinchieri il messaggio che avevano gradito molto. Che Angiolina Roncallo. Angiolina Roncallo era il suo nome. Quindi le storie nascoste, straordinarie. Straordinarie. Adesso non la tiro lunga, ma se no, certo, mi verrebbe da parlare di Tersinollo. Tersinollo, lo scemo di guerra. Lo scemo di guerra è una categoria clinica. Chi aveva combattuto la prima guerra mondiale in trincea e aveva vissuto quindi dei momenti terribili, molti di loro sono ritornati, se non feriti o invalidi, con una ferita dentro che non potevano immaginare. Tersinolo è uno dei classici. Quando io ero ragazzino, se volevo offendere un altro ragazzino, diceva stai zitto, scemo di guerra, cioè fra di noi non lo usavamo come termine, però in realtà era una categoria clinica. Questo Tersinolo, ecco, questo non me l'hai chiesto, è un fuori tema, vive in Calamagna, vive così a margine,
fa servizi per chi glieli chiede, non chiede di essere pagato, sì, pagami un fiasco di vino, no? Quindi è nell'alcol che nasconde i suoi fantasmi. Poi un giorno Tersinolo vede nei boschi che frequenta lui, perché d'estate andava in giro anche senza scarpe questo Tersinolo, e vede che nei boschi ci sono altri giovani, anzi dei giovani, vestiti male come lui, e gli va dietro e fa la sua guerra partigiana insieme ad alcune bande della Valprino. Il 25 aprile, quando tutti i partigiani sono in città felici per la liberazione, anche lui si unisce, è felice anche lui e partecipa. È l'ultima volta, 2 mesi dopo muore in ospedale, da solo. Meritava Tersinolo di essere ricordato. Certo. Ecco, il libro quindi vuole essere un libro, il sentiero della memoria, cioè andare alla ricerca di storie piccole che però insieme a tante altre storie piccole hanno fatto le storie grandi. Matilde Amoretti. Ti avrei... Matilde Amoretti, mi avresti richiamato. Continua pure, no? Matilde Amoretti. Allora, assolutamente. vi dicevo che lo stimolo alla seconda edizione è venuto anche da Franco Acquarone, figlio di Matilde Amoretti. Mi ha dato queste lettere. Io quando ho letto Il partigiano fra i papaveri ho detto solo una donna o il biondino, solo una donna può scrivere un pezzo così bello, così forte. Matilde Amoretti insieme alle sue 4 sorelle è sfollata da Porto Maurizio a tavole. La famiglia Moretti era una famiglia benestante di Porto Maurizio. Sono a tavole per non subire le conseguenze dirette della guerra. E poi papà aiuta i partigiani in qualche modo, gli dà vestiti, gli dà da mangiare, e quindi lei ha modo di... Lei, scusa Giovanni, lei vede la resistenza però da fanciulla, cioè a differenza da un'altra prospettiva. Da giovinetta, da un'altra prospettiva. E quindi ci sono due episodi molto belli. Uno, il biondino, che forse è ancora più bello, cioè suo padre fra l'altro riusciva anche a mettere insieme delle creme che poi davano ai partigiani per curarsi, perché insomma la guerra partigiana non è che fosse una cosa semplice, no? Quindi piaghe, quindi problemi, piedi, non ne parliamo. E quindi questa Matilde Amoretti porta a un partigiano biondino questa crema, gli dice guarda mio papà mi dice che ti può essere utile, no? E lui fa un pochino lo sbronfoncello, si mette un po' in mostra, no? Lui è partigiano, e lei dice beh sta attento però, è pericoloso, stai attento. Il giorno dopo i nazifascisti arrivano a tavola e prendono il biondino e tutta un'altra serie di giorni e gli fanno attraversare, no? Uno dietro l'altro, legati con i nazifascisti, con i fucili puntati in mezzo al paese. Matilde si fa avanti, si mette in mostra e fa un grande sorriso al giovane biondino. E dentro di sé manda anche un messaggio ai fascisti a dire il mio sorriso non è per voi, il mio sorriso è per il partigiano biondino. Il giorno dopo verrà fucilato a Capoberta. Mi ha colpito anche il fatto di questo sguardo fiero che accompagna, diciamo, il biondino. Mi è venuto in mente un piccolo proprio episodio, però molto importante, di una mia paesana, insomma, di una mia cara amica, anche Elena Bracco, che insieme a Maria Musso è stata internata nel campo di concentramento di Ravensbrück e fortunatamente ne è tornata. Orietta, noi l'abbiamo conosciuta bene, Elena, e la sua forza, la sua energia dopo aver vissuto quella terribile. Mi ricordo un racconto che qua non c'è, perché sono racconto di papà, che era fanciullo anche lui, che dalla finestra la vide passare accompagnata dai soldati che l'avevano prelevata, e lei rivolse lo sguardo molto fiera e molto, probabilmente anche, forse anche malinconico, però a papà, perché chissà se sarebbe più tornata, eccetera. Quindi mi è venuto in mente questo, ho voluto insomma esternarvelo, scusate se è una cosa mia personale. Allora fammi parlare della signora Giulia a questo punto. Ma certamente. Tutte le mattine accompagnavo mia figlia, che è qui a scuola, e alla fermata del bus c'era una signora anziana, ogni tanto le davamo un passaggio, la conoscevo, abitava vicino a noi, la conoscevo come la signora Giulia,
E un mattino si apre la camicetta e fa vedere a mia figlia Daniela il numero marchiato sul polso. Era stata Auschwitz. E giorno dopo giorno, accompagnandola a Oneglia, ha tirato fuori dalla sua memoria alcuni episodi e ha raccontato che lei si era salvata da Auschwitz, era stata presa in Grecia, a Rodi, insieme a tutta la sua famiglia, perché lei faceva parte di un gruppo di ebrei di origine spagnola. Si era salvata perché cantava bene le canzoni e faceva parte dell'orchestrina di Auschwitz che allietava gli aguzzini. Lei cantava le canzoni italiane. E un giorno dice a Daniela e a me: io il male che ho visto lì non l'ho mai più visto, tutto il male del mondo l'ho visto lì, però li ho perdonati. Ecco, e poi mi ha colpito ancora un'altra cosa. Poi poche sere dopo ha telefonato sempre a nostra figlia e gli ha detto: guarda, su Rai 1 domani c'è un film in cui si parla di una persona che ha salvato molti ebrei, e alla fine di questo film di Steven Spielberg, Schindler List, tu troverai nell'elenco dei nomi anche il mio nome, perché io sono uno dei testimoni della Shoah. E una cosa che mi ha colpito della signora Giulia, che ho commemorato in provincia, quando è morta ho chiesto che il Consiglio provinciale medaglia d'oro al valore militare, la provincia di Peri, ricordasse questa signora. Mi ha colpito che la signora Giulia in vita non voleva che io scrivessi il suo cognome, mi ha detto: scrivi pure di me, però citami come la signora Giulia. E io una volta ho chiesto ai suoi familiari perché non voleva che scrivessi il suo nome, e ha detto: perché ha paura ancora adesso. Siamo alla fine, direi, quasi di questo viaggio. L'ultimo argomento e l'ultima personaggio che vorrei trattare è in diversi capitoli, 2 o 3 capitoli finali del libro, ha come sfondo la Torre di Torrazza. Diciamo che per noi Torrazza, diciamo, è simbolo di resistenza e anche, insomma, di libertà. Quindi vorrei che concludessimo Con Giorgio. Partigiano Tigre. Giorgio Lavagna, Partigiano Tigre, il libro lo scrive a 4 mani insieme a Biga, che è uno dei capisaldi della storia della resistenza interese. Sono racconti molto belli da leggere. Mi ha colpito il primo e gli ultimi. Ecco, lui è un apprendista, non è ancora maggiorenne, è apprendista. Vuole andare con i partigiani, ma vuole avere il permesso di sua mamma e di suo papà. Quindi descrive la sera in cui a Torrazza ha già lo zaino pronto per andare in montagna, ma vuole andarci con l'autorizzazione della mamma e di papà. E la mamma fa fatica a dargliela. Allora lui scrive che a un certo punto si è preso lo zaino, se l'è messo fuori e è scappato di casa, perché ha detto: se io fossi rimasta ancora lì avrei abbracciato mia madre e non me ne sarei più andato, perché capivo in quel momento il dolore che io lasciavo a mia madre. Il Partigiano Tigre si porta dietro un quadernetto di scuola e giorno dopo giorno scrive gli episodi della sua guerra partigiana. E fra le altre cose scrive che a un certo punto viene mandato al mitico passo della Mezzaluna, che Italo Calvino ci racconta così bene, nel Sentiero dei Lini di Ragno e non solo. E lì partecipa a varie azioni. Poi un certo giorno gli dicono che deve andare in Francia insieme a altri, anzi non gli dicono dove deve andare, dice: vai con questi partigiani, vai e tu sarai assente per un po' di tempo. È un gruppo di partigiani che viene mandato a fare da collegamento con gli alleati che sono in Provenza, perché la guerra di liberazione vissuta dai partigiani del Ponente Ligure non è una cosa banale, perché i tedeschi si aspettavano lo sbarco non in Normandia, in Provenza, perché gli alleati erano già presenti fino a Mentone, le truppe alleate erano presenti, quindi era da lì che si aspettavano l'attacco. Quindi questo è anche il motivo per cui la resistenza ha svolto un ruolo anche così importante nel Ponente. E lui quindi insieme ad altri arriva a Mentone e
Beh, i francesi non è che gli italiani li vedessero molto bene, anche perché la pugnalata alla schiena non se la potevano dimenticare, perché il Mussolini ha attaccato la Francia quando già la Francia era in ginocchio e i nazisti erano a Parigi. Ecco, anche queste cose diciamole a chi si tiene ancora la fiamma che arde sulla tomba di Mussolini nel proprio simbolo di partito. Scusate, io non voglio fare politica, però a me quella fiamma non piace per niente. Ecco, quindi sono queste cose. Tigre, quindi li mettono alla prova, li mandano con i canadesi, li mandano all'assalto di formazioni di tedeschi, e loro dimostrano che sanno combattere come pochi, che hanno un coraggio da leone. Quindi, e lui, 18 anni, e lui si immagina già che arriverà con gli alleati a Imperia su un carro armato statunitense, magari, no? Con le truppe alleate, con i canadesi, perché gli erano piaciuto così tanto, erano diventati amici, no? Quindi, e lui, il suo sogno è quello. No, lo mandano nella legione straniera. Oh, porca miseria. Lo mandano nella legione straniera, il suo rientro il 25 aprile lo fanno diversi partigiani italiani con la legione straniera, penso il passo, non so quale passo sia, ma finiscono nel Cuneese. E si sono però anche hanno cucito assieme delle bandiere italiane, e quando arrivano diciamo nelle valli del Cuneese sventolano le bandiere italiane. Immaginatevi i cunesi che li vedevano dei camion di legione straniera francesi, con delle persone che cantavano la Marsigliese, con delle persone che sventolavano la bandiera italiana, non ci capivano più niente. Comunque lui è arrivato lì e insieme ad altri hanno capito che non era molto bello rimanere nella regione straniera, perché già si parlava del Vietnam, Indocina allora si diceva, non il Vietnam. E quindi decidono di scappare, sono anche lì, insomma, qualche rischio alla corsa. Scappa, siamo già a maggio, nel frattempo la famiglia di lui non sa più niente. Ecco, teniamo conto anche di queste cose. Immaginatevi quante famiglie, no? Col cuore a pezzi, no? E quindi non arriva col carro armato degli statunitensi a Imperia, e a piedi da Cuneo insieme a altri piano piano ritornano, e mi piace come lui descrive la riva Imperia. Ci arriva da Diano Marina, la strada, quella che adesso conosciamo, arriva da lì, finalmente vede il profilo di Porto Maurizio, piange, piano piano Neglia comincia a incontrare alcune persone che gli chiedono: ma tu perché la liberazione è stata un mese fa? E lui insomma sì, qualcosa racconta, poi finalmente uno gli dà una bicicletta perché non vede l'ora di arrivare a Torazza, certo. Perché la mamma e papà è un anno che non li vede, e mi piace come lui descrive il suo arrivo. Prima a Porto Maurizio, no? Incontra degli amici, incontra una persona che dice: no, vado io da tua mamma, perché non puoi farle provare questa emozione così forte di vederti improvvisamente, quindi la mamma l'avevano preparata. E quindi lui descrive nella parte finale dei suoi racconti questo ritorno a Torazza. Quindi è partito lasciando la mamma col cuore a pezzi, mettendosi lo zaino e scappando nella notte, no? Ed è ritornato lieto di quello che aveva fatto. Ecco, il partigiano Tigre, un ragazzino di 18 anni, il suo dovere l'aveva fatto. Grazie Giovanni. Grazie Giovanni. Posso chiamarti nonno Gio? Grazie, è un onore per me. Ci hai fatto emozionare, tanto grazie a tanta gente così, in effetti è raro vederlo al forum, quindi grazie a tutti voi che siete venuti qua, che avete partecipato, e grazie Giovanni, perché il tuo lavoro è importantissimo, perché raccontare queste storie che sono importanti, sembrano storie marginali, ma sono storie fondamentali, perché in effetti fanno capire come in quegli anni ognuno abbia avuto i suoi percorsi anche dolorosi, e è giusto ricordarli, perché in effetti ognuno di noi ha la sua storia, quindi se
se non le raccogliamo e non le tramandiamo, poi queste si perdono inevitabilmente. Quindi grazie ancora. E vorrei appunto concludere con una riflessione. Tra pochi giorni sarà il 25 aprile. 80 anni sono passati da quel 25 aprile 1945. Cosa possiamo pensare? Cosa ci riserva il futuro? Cosa ne pensi? Le tue suggestioni? Cosa pensi? Io ringrazio di aver avuto una fortuna enorme. Si dice che la mia generazione è l'unica da un'infinità di anni che non ha visto la guerra. Io sono nato nel 1944. La guerra non l'ho vista. Io ho ricevuto storie racconti davanti al focolare perché mio nonno Giovanni, provenienza Realdo, mi prendeva in braccio e davanti al fuoco mi raccontava. Stasera siamo qui in un frantoio. Potevo anche mettere racconti nel gumbo, perché nei paesi al gumbo le olive si portavano di notte, si frangeva di notte e i racconti si facevano di notte. Ecco, adesso mi viene da pensare, faceva caldo, si stava bene, mi viene da pensare cosa lasciamo ai nostri figli e ai nostri nipoti. Ucraina, siamo di nuovo alla guerra di trincea, sia pure con armi nuove e terribili. A Gaza, genocidio, siamo a tragedie immani, immense. L'altro ieri hanno pubblicato quella fotografia di quel bambino di Gaza senza braccia. Ma com'è possibile? Ecco, allora mi prendo un nodo e mi sento in colpa di aver vissuto 80 anni di pace. E quindi mi sento di dire, per quello che posso, cercherò di fare in modo questa democrazia, in tempi in cui pare che la democrazia non sia più di gran moda, che invece dobbiamo difenderla con le unghie e con i denti, perché le varie Matilde, i vari partigiano Tigre, le tante persone che con piccoli atti hanno contribuito a darci la libertà di cui noi in tutti questi anni abbiamo goduto, ecco, un dovere ce l'abbiamo, per quello che ognuno di noi potrà fare, cercare di fare in modo questa democrazia, di difenderla e di fare tutto quello che è possibile e impossibile perché non ci siano, perché la guerra non si espanda. Grazie Giovanni, grazie a tutti, è stato un bel momento. Grazie la parola. Grazie a tutti, grazie della partecipazione, grazie a Maria Maddalena, grazie a Giovanni Arisio. Il libro è qua, chi intende comprarlo può acquistarlo, può venire al bancone, e Giovanni è disponibile chiaramente a firmarlo e anche a dialogare con chi può avere interesse. Grazie a tutti, grazie.